Allora, riprendiamo, non so se vuole riprendere Volevo Gino solo Ferraresso per chiudere il esatto. ragionamento dicendo che quindi il ragionamento potrebbe essere da un lato spostare le risorse nei confronti del lavoro e dall'altro recuperare quell'evasione fiscale che è insopportabile in Italia. C'è un tema grandissimo e urgente, non solo sotto l'aspetto delle pensioni, che si chiama sanità. La sanità da anni abbiamo lo stesso livello di finanziamento, però abbiamo un invecchiamento della popolazione crescente, per cui c'è la necessità di investire risorse. L'Italia è un paese che spende poco rispetto agli altri paesi nella sanità, in termini percentuali del PIL. C'è la necessità di investire su questo, a partire, questo era un provvedimento che doveva essere contenuto anche questo nella nuova legge di stabilità, dall'abolizione dei ticket, del super ticket, perché è un peso molto grosso per le famiglie e per gli anziani. Noi non è che abbiamo chiesto che tout court si abolisse da un anno all'altro, però un segnale che in qualche maniera andasse a rivedere l'imposizione di questa odiosa tassa, questo sì, non è stato fatto. Continueremo questa battaglia, insomma, sulla sanità anche nei confronti del governo che verrà. Assolutamente. Quello dei super ticket è vero, non è stato assolutamente rivisto. Non è, almeno dalle ultime notizie, sembra che non sia stato toccato. C'era l'intenzione. Infatti. La richiesta era molto forte anche perché una parte del governo l'aveva anche condivisa, però sembra che nel rush finale non entrerà, diciamo, nelle disposizioni che il governo poi assumerà. Come sappiamo, la legge di stabilità, come si chiama adesso, è fatta di un'articolazione poi di decreti anche successivi, eccetera, però è chiaro che l'indirizzo viene dato in questa fase, insomma. Assolutamente, ai noi. Allora, vediamo un po' di riprendere in mano la situazione, anche a livello organizzativo vostro, eccetera. Abbiamo delle slide di supporto. Sì, abbiamo mandato delle slide. Quindi invito la regia a metterle in onda e incominciare. Si vuole molto rapidamente, insomma. Ecco qua. Perché ecco, lo SPI del Veneto si caratterizza con una presenza molto radicata sul territorio. Abbiamo 109 leghe che sono delle strutture nostre dove c'è un segretario, un direttivo, che sono suddivise sul territorio come vedete dalla tabella, e abbiamo 400 e passa recapiti, che sono posti fisici dove noi forniamo assistenza alle persone che ci vengono a trovare, che ricordo non solo anziani, perché nei nostri recapiti viene di tutto, chi ha bisogno sul territorio, chi ha bisogno di informazioni sul sistema anche sociosanitario, su varie esatto, quindi bene ribadirlo, quindi anche informazioni in generale. Poi noi orientiamo verso i servizi che la CGIL, verso il sistema dei servizi che c'è. Se è un'informazione di tipo sindacale, li dirottiamo verso le categorie di riferimento. Se invece sono informazioni di carattere fiscale, li dirottiamo verso il CAF. Se sono invece informazioni di carattere previdenziale assistenziale, li dirottiamo verso il patronato INCA, che poi prenderà in carico l'idea che abbiamo noi è che una persona, una famiglia può trovare nelle nostre sedi le risposte alle problematiche che coinvolgono l'intera famiglia, sapendo che la società oggi è molto complicata ed è molto, diciamo, esigente dal punto di vista perché teoricamente tutti danno una risposta, però in realtà noi non è così. Come sappiamo non è così. Quindi quella è la visione di insieme. Diciamo che lo SPI è un sindacato che ha
un sindacato dei pensionati, si può anche andare esatto, vediamo un'altra slide, infatti. Eccola. Che ha una, vediamo se trovo io la slide qui, perché di là non ci arrivo, che ha un'età media, una presenza media di una certa consistenza. Diciamo che abbiamo soprattutto donne, in maggioranza donne tra i nostri iscritti. Abbiamo province dove l'età media è più alta di altre province, e soprattutto abbiamo anche un radicamento sul territorio rispetto al monte totale delle pensioni erogate. Anche qui il Veneto, come si vede, ha una sua dimensione. Adesso quelle due colonne nelle due tabelle superiori sono riferite a Rovigo, dove, come vedete, il grado di adesione al nostro sindacato è sensibilmente più alto della media regionale. Come mai? Ci sono, comunque, per carità, perché c'è una presenza, diciamo, che si è storicizzata nel tempo. Poi bisogna tenere presente che la parte bassa della regione, cioè tutto il Polesine, tutta l'area che confina con l'Emilia-Romagna, noi abbiamo un tasso di adesione al nostro sindacato che è molto simile all'adesione che c'è in Emilia-Romagna, anzi in molte realtà comunali abbiamo medie di iscritti. Stiamo parlando di una media che su 100 pensionati 45 sono iscritti al nostro sindacato, per dire la vastità, diciamo, della... E poi ricordo che in Veneto ci sono circa 35 organizzazioni sindacali dei pensionati. 35? A livello nazionale sono più di 100. In modo generico. Siamo il paese della parcellizzazione. Poi la gran parte fa riferimento, diciamo, alle organizzazioni più storicizzate, oppure alle ACLI, a situazioni di questo tipo. Diciamo che in Veneto noi abbiamo un grado di rappresentanza maggioritario. Questo ci riempie anche di soddisfazione, perché siamo un sindacato molto radicato sul territorio. Beh, vuol dire anche che date delle risposte. La slide successiva. Questa slide invece ci dà un tasso di adesione medio a livello regionale. E qui c'è anche un dato che per noi è molto importante, che l'età media dei nostri iscritti è sui 74 anni, come vedete nella parte finale. Però il 18% degli over 65 è iscritto allo SPI, anzi il 22% è iscritto allo SPI. Poi abbiamo una differenza tra deleghe e iscritti. Cosa vuol dire deleghe? Le deleghe fanno riferimento ai trattamenti pensionistici che un pensionato ha, perché uno potrebbe avere anche più pensioni, mentre gli iscritti fanno riferimento alla persona fisica, cioè, quindi l'iscritto adesso è un codice fiscale. Cioè, adesso tra questi dati interessanti, anche perché si vede che il Veneto, il tema della terza età, la cosiddetta terza età, non è un tema che va sottovalutato, perché poi fa il paio con le cose che diceva prima Gino, cioè dobbiamo sapere che quando tu hai una popolazione su 4 milioni e rotti di abitanti, hai 1.400.000 persone anziane, questi qua, a chi programma la sanità, l'assistenza, eccetera, deve fare sorgere il problema di come affronti questa situazione qua, perché c'è bisogno, per esempio, di strutture per anziani, per strutture per non autosufficienze, o anche solo per persone che, finito il lavoro,
andate avanti con gli anni, poi hanno bisogno di sostegno. Noi questi dati qua li mostriamo anche per sensibilizzare, perché in questo Paese chi mette contro i giovani e gli anziani fa un'operazione sbagliatissima, perché questo è un dato statistico di una certa rilevanza, perché da un lato così ci opponiamo al fatto che arrivino delle persone diverse, stranieri, eccetera. Dall'altro però dobbiamo registrare che abbiamo una popolazione che per naturalmente tende ad invecchiare. Noi abbiamo comuni in Veneto che, se non cambia la situazione, nel giro di qualche decina d'anni scompaiono proprio dal punto di vista della consistenza della fisica, se non c'è, diciamo, se non si aumenta a far figli, ma se non si fanno i figli, se le persone, soprattutto se non ci sono i servizi sociali, eccetera. Infatti il dato è che a livello veneto persino gli stranieri radicati sul territorio quindi non fanno più figli. Quindi, certo. quindi vuol dire che c'è proprio un problema oggettivo. Sì, ma è un dato che bisognerebbe, che ci fa riflettere su quanto abbiamo bisogno anche di una popolazione che introduca elementi di novità, che sono i figli che possono generare, perché assieme ai figli dei cosiddetti, diciamo, italiani, c'erano i figli di tutte le persone. Questo è un dato, diciamo, molto importante. Se vediamo un'altra diapositiva, che così ecco, questo è un quadro riassuntivo degli accordi che abbiamo fatto nel 2017, anche questa l'ho voluta portare perché ci dice intanto quanto difficile è fare contrattazione sociale. Dopo ci parlerà anche Gino Ferraresso nel merito. Che poi ci dice, ma qui c'è una rappresentazione, per esempio abbiamo fatto 142 accordi sui comuni, poi come vedete abbiamo accordi sulle unità sanitarie locali, sulle case di riposo. Ormai si sta affermando una tendenza molto importante. Nelle prossime settimane entreremo anche più nel specifico, perché facciamo un'iniziativa specifica sulle case di riposo e anche sulle aziende, sulle multi-utility. Ricordo che per esempio noi in Veneto abbiamo realizzato con un'azienda che distribuisce gas principalmente un accordo che produce un risultato molto importante dal punto di vista dei cittadini più bisognosi, che hanno una scontistica, una tariffazione agevolata, e quindi diciamo che è un modo anche per tutelarli, diciamo, dall'aumento di questi costi. Se andiamo, dovrebbero esserci ancora... Vediamo se c'è un'altra slide successiva. Sì, beh, questa è la nostra composizione della nostra struttura regionale. Qui faccio presente che noi abbiamo cambiato recentemente la segretaria generale, abbiamo eletto Elena Di Gregorio, che era segretaria regionale della CGIL, e quindi abbiamo avuto anche questa innovazione, questa, diciamo... E questa è la nostra struttura a livello regionale, solo della struttura ovviamente regionale, poi abbiamo le strutture territoriali. Vediamo quella successiva. Questo è proprio un dato statistico. Vediamo se ci sono altre slide. Non so se ci sono altre slide a livello successivo, chiedo dalla regia. Eccola qua, perfetto. Sì, ecco, questo per dire che noi abbiamo 506 collaboratori, diciamo, che stanno sul territorio. Qui c'è l'età media, abbiamo una rappresentazione, ecco, della nostra struttura a livello di territorio. Beh, con questo mi pare che abbiamo finito la nostra cosa. Diciamo che il 2018 è un anno che si presenta per noi denso di attività, a partire dal congresso. Dovremo fare il congresso. Quando ci sarà? Diciamo che teoricamente dovrebbe partire
subito dopo le elezioni politiche, perché di solito differenziamo e si concluderà nel tardo autunno, perché prima facciamo i congressi delle leghe, poi i congressi provinciali, i congressi regionali. Quindi sarà un anno, però al di là diciamo, di questa scadenza, noi abbiamo un ricco programma di interventi che vanno dalla sanità, come si diceva prima, sulle case di riposo. Abbiamo un tema che riguarda l'immigrazione, perché noi pensiamo che, anche rispetto al ragionamento che facevo prima, che lì c'è un focus da fare, cioè noi vediamo che assieme ai problemi che vanno affrontati, su questo non c'è dubbio, lì c'è un tema di risorse, di disponibilità, che la società veneta, ormai quasi tutti i giorni assistiamo a imprenditori che chiedono forza lavoro. Ma molto qualificata, specializzata, e questi non rispondono a queste esigenze. Perché devono questo essere è anche vero, però è anche vero che... e che non hanno proprio le capacità, perché io ho parlato con diversi imprenditori che cercano diplomati specializzati, con specializzazioni di alto livello, per cui vanno a assumere il classico cinquantenne, perché ha acquisito nel tempo questa specializzazione. Quelli che arrivano non hanno neanche la specializzazione della lingua italiana e sono bassa manovalanza, cosa di cui c'era bisogno anni addietro, per esempio. Io ricordo che in alcuni paesi dove queste esperienze le hanno fatte anni fa, c'è tutto un tema anche della scolarizzazione, della formazione professionale. Molte aziende se la autoproduccono con interventi, però adesso al di là di queste, ci sono tante questioni, magari c'è un tema che se noi pensiamo a una società che si chiude, assolutamente, e che crea barriere, siamo di fronte a una società che rischia di rinsecchire, e di no, invece dobbiamo pensare a una società che si apre nella certezza del diritto, del rispetto delle regole, eccetera, ma è una società... E poi abbiamo una campagna che noi ormai facciamo stabilmente, quella sui diritti inespressi. Di cui parliamo dopo la pubblicità, però, perché ci incombe. Perfetto. Quindi dopo la pubblicità do la parola a Ferraresso, perché deve parlarmi della fusione dei comuni, e poi anche un cenno ai diritti inespressi. Il tempo vola, pubblicità, pochi secondi.